180esima escursione iniziamo in mezzo alle galline e siamo a Valbonella, a poca distanza dal lago di Acqua Partita, che è un altro bel lago, un'altra bella escursione che ho fatto all'incirca quasi un anno fa preciso. Qui ti metto il numero dell'escursione. Partiamo da Valbonella e qui invece ti lascio le coordinate del parcheggio dove parte l'escursione per fare i due laghi della zona. Lago Pontini o Lago dei Pontini, non so se ci va la preposizione, dove anche pranzeremo al ristorante che ho prenotato lì, e poi subito dopo Lago Lungo. L'escursione è un'escursione abbastanza semplice, si dovremmo essere sui 12-13 km, 600-700 metri di dislivello, ricominciamo dopo un mese e mezzo che non camminiamo più. E si parte. Partiti da Valbonella e stiamo ancora camminando verso il primo bivio, dove lì incomincerà il vero anello, e per terra qui in realtà anche di meno, ma prima era pieno di castagne, infatti c'era gente che raccoglieva castagne, sì. Arrivati al bivio noi adesso scendiamo giù qui e qui inizia l'anello, perché al ritorno arriveremo da qua. Andiamo. Come dice anche il Garmin, che tempo di voltare. Pezzo in salita e qui c'è veramente tanta umidità e la vegetazione è pure rigogliosa. La tratta è percorsa da un torrentino, poca roba, E abbiamo intercettato una stradina, noi veniamo da qua, questo pezzo qui che dal bivio di prima siamo arrivati qui, senza GPS lasciare proprio perdere, perché non è segnato, non vi è nulla, col GPS si fa. Il bivio frega e dobbiamo girare di qua. E mi sa che ci portiamo a casa anche un nuovo animaletto, così ci può giocare Ishtar. Come si chiama? Kita e Ishtar. Sen. E questo qui è, secondo Garmin, il punto più alto che andiamo a toccare oggi. Da qui andremo a scendere per poi a fare una piccola risalita, però diciamo che la salita grossa è fatta. Pochi passi fa ho trovato un ospite indesiderato, probabilmente me lo sono caricato in quel sentiero in mezzo all'erba di prima, perché qui comunque non c'è erba alta nel sentiero. Eccolo qua il laghetto delle Fate, che io neanche sapevo che ci fosse, guarda. Eccotelo qua. A Scaccianasare il laghetto delle Fate. Wow. Inondato qui. Ah però, saltello. E il paradiso delle castagne.
arrivati al lago Pontini, di Pontini, dei Pontini, non so come, l'ho trovato in tutti i modi, adesso mi informo come bello, qual è il suo vero nome. E soprattutto al ristorante che ci foraggerà oggi. Ho prenotato per l'1:30 per tenermi largo, ma alla fine siamo partiti tardi, abbiamo camminato anche easy, ma ci siamo, l'orario è questo. E iniziamo con l'antipastino. Ci siamo meritati anche i crostini misti. Già. Gnocchi, formaggio di fosse, tartufo, fede, tagliatelle e ragù. E si è anche rinfrescati, infatti ci siamo vestiti. E mangiare abbiamo mangiato, la Sonia si è vestita da montagna proprio, ma anch'io mi sono un po' vestito. E via, circumnavighiamo questo lago, ci mettiamo poco e poi proseguiamo col giro. Qui si pesca anche, e anche nel prossimo. Ah, PS, non ho capito come si chiama. Pontini, dei Pontini, di Pontini. Ora stiamo provando a capire dove dobbiamo andare e sembrerebbe che dobbiamo passare di qua. Il tratto che unisce i due laghi, Lago Pontini e Lago Lungo, questa è la situation. Fortuna il Gore-Tex. Arrivati al Lago Lungo, adesso circumnavighiamo anche questo. Eccolo qua, in tutta la sua lunghezza direi. E laggiù un altro ristorantino dove si mangia. E abbiamo appena lasciato anche il Lago Lungo, dove c'era molta più gente che pescava che in quello precedente. E andiamo per chiudere l'anello. E qui è il paese dei laghetti. Qui ci sono, c'è questo laghetto e poi ce n'è anche un altro più avanti. E questo qui è l'altro laghetto. Arrivati qua a pochissimi passi dal bivio dove chiuderemo l'anello, e qui c'è questa costruzione. E qui è il bivio che abbiamo fatto prima e qui chiudiamo l'anello. Noi veniamo da qua e prima siamo andati giù di qua. Questo tratto che parte da qua e arriva, dopo magari scrivo anche da che minuto a che minuto del video mi sto riferendo, lo sconsiglio per chi non ha il GPS, solo la cartina non è sufficiente perché non c'è traccia, non vi è nulla. Vero Sonia? Verissimo. Arrivati a Valbonella e abbiamo scoperto che qui hanno anche un'area per la riproduzione dei tritoni, dove non si può entrare purtroppo, ma bello! 186esima escursione finita, siamo partiti a Valbonella. Abbiamo fatto un girettino, abbiamo visto tantissimi laghi, quei laghi li regalano. Bello, era un po' che non camminavamo, perciò ci voleva, anche perché dovevamo un attimo riprendere il ritmo. Allora, percorso easy, anche se non ci sono, praticamente cartelli ce ne sono pochi. Noi poi abbiamo fatto una tratta che a me sulla cartina mi dava come percorso, ma praticamente non vi era traccia, di conseguenza Non era segnalato. Senza GPS lo sconsiglio. Ne ho già parlato prima, in cui facevo proprio vedere da dove iniziava quella traccia, che senza GPS lo sconsiglio. E niente, abbiamo mangiato al lago Di Pontini? Lago di Pontini. Insomma abbiamo mangiato lì. Poi siamo andati a vedere il Lago Lungo che li ha attaccati e poi siamo ritornati indietro. Bello, tutto bello, ci voleva. Magari ci ritorniamo ancora prossimamente, agganciamo tipo acqua partita. Questo è una zona qua noi che abbiamo fatto molte volte Alfero, ma sta zona qui forse c'è ancora da scoprire. Dopo scrivo i chilometri passi fatti, i piani salita fatti, eccetera eccetera. Se ti è piaciuto il video e ci vuoi seguire e supportare, iscriviti. Oltre a questo, appunto, in descrizione puoi trovare anche la traccia GPS se vuoi fare il nostro stesso identico giro. Buone passeggiate!